Eder, Mech, Pallister. Al momento del ritrovamento del corpo di Liliana sono stati commessi degli errori da dilettanti. Questo potrebbe avere compromesso l'indagine. Il sopralluogo è un atto fondamentale che ha delle procedure, una prassi e soprattutto una scalarità, cioè si arriva sul luogo, si delimita il luogo di interesse, si fa in modo di osservare non solo il corpo eventualmente ritrovato, ma anche ciò che lo circonda. Si fa una descrizione dettagliata degli eventi, si suole dire si congela e fotografa la scena. Tutto questo non è stato fatto. Quell'accertamento non ha seguito proprio la prassi, la metodologia medico-legale. Non l'ha proprio seguita. E questo dispiace, perché in quella sede si sono persi tanti elementi che potevano chiarire il caso, tanti elementi. Chi era presente sul luogo oltretutto non indossava guanti, non aveva cuffie per i capelli. Contaminazione. Io perché delimito la scena e poi reperto? Proprio per trovare tracce utili, modalità di evidenze che possano essere poi trasferite in un laboratorio. In questo modo si dice che la scena è inquinata. Cioè io agisco in modo da essere io stesso a trasferire le potenzialità biologiche sul corpo stesso e quindi vanifico tutte le possibilità di poter svolgere quelle indagini in laboratorio che spessissimo in molti casi che conosciamo sono state dirimenti in laboratorio perché è stato trovato un capello e da quello il DNA del materiale biologico e da quello il DNA e quindi l'identificazione, ma le indagini che si possono svolgere sui sacchetti alla ricerca di impronte, tutto questo è chiaro che si agisce in un certo modo, non lo si può fare. Quel cordino che potrebbe essere stato usato per uccidere Liliana viene tagliato, quindi una prova potenzialmente distrutta. Il cordino viene tagliato. Noi diciamo che c'è una fase che si chiama di repertazione. Quella sarà la causa di morte, conseguentemente io dovevo repertare più integri possibili gli oggetti che sono la causa presunta in quel momento e che poi sarà invece quella stabilita di morte, cioè questi sacchetti che avvolgevano la testa e che hanno costituito quindi la causa del soffocamento. Ora mi si dica se è regola tagliarli, regola repertarli, non certo tagliarli. Si comincia a maneggiare la testa, si tocca, si sposta, si tira da un lato, dall'altro e questo ovviamente vince la possibile rigidità cadaverica a livello del collo, che infatti verrà descritta come particolare rispetto agli altri arti, in maniera diversa. Se si guarda con attenzione si vede che si solleva la testa, si sposta di lato, si sposta all'altro lato, tutto nel tentativo, che non era la priorità, di riconoscere da un ciuffo di capelli il corpo stesso. Poi c'è il dato ulteriore della mancanza di qualsiasi rilievo, ripeto, della temperatura. È un errore veramente grave, direi da penna blu, perché è una delle prime cose che si fa, perché un quesito, quando si rinviene un corpo in località aperta come questo, il quesito che il magistrato ci chiederà è epoca della morte, oltre alle cause e ai mezzi che l'hanno prodotta. L'epoca della morte io non la posso ricostruire sulla base di un esame TAC che viene effettuato 3 giorni dopo il ritrovamento del corpo, perché sono già passati altri 3 giorni. Si poteva benissimo prendere la temperatura e osservare l'ipostasi, tanto il corpo era già stato ampiamente manomesso, quindi si poteva benissimo prendere sia l'ipostasi e verificarle, sia la temperatura, è banalissimo, basta portare in sopralluogo un termometro, si dice a bulbo, e verificare la temperatura rettale. Dopodiché cosa facciamo nella prassi quotidiana medico-legale? Trasferiamo il corpo in un obitorio e dopo le poche ore che occorrono per il trasferimento del corpo riprendiamo la temperatura. Noi a distanza di poco tempo abbiamo quindi 2 rilevazioni della temperatura che ci consentono di capire quanto ha perso in quel periodo, se la temperatura è uniformata oppure il quanto ha perso ci fa dire quanto tempo è che il cadavere era là. Il corpo non emanava nessun odore, questo potrebbe fare pensare che era lì da poco tempo. Quello dell'olfatto è un dato soggettivo e secondariamente aggiunge molto poco, perché il fatto che un cadavere, noi troviamo cadaveri dopo 24 ore,
magari esposti a determinate temperature che già sono in avanzata fase di putrefazione e quindi emettono cattivo odore, e quindi è un dato, diciamo, veramente di scarso interesse. Viene ipotizzato che Liliana fosse morta 48-60 ore prima del ritrovamento. 48-60 ore su quale base? Su una temperatura mai presa, sulla ipostasi rilevata dopo 6 giorni dal decesso e sui dati della TAC effettuata dopo 3 giorni dal ritrovamento. Sono dati che secondo me non consentono neanche di fornire una forbice come è stata fornita di 48-60 ore di tempo, perché non c'è solidità. Dobbiamo rivolgersi, la medicina legale si deve rivolgere a un radiologo per sapere quando è morta? È la sconfitta della disciplina, perché se non si sa fare metodologicamente le cose è chiaro che ci si appiglia a tutto, però la medicina legale dovrebbe venire prima. Io prima le ho definite indagini ancillari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.